proposta di buonsenso di cui c'è assolutamente bisogno, abolire i vitalizi regionali per quei consiglieri, ex consiglieri regionali che si sono macchiati di reati o che hanno patteggiato. Una vergogna che bisogna assolutamente eliminare. Riteniamo sia inaccettabile in un momento di crisi così drammatico che chi doveva difendere i cittadini e lavorare nel loro interesse alla fine faceva delle cose illegali. Per questo riteniamo che non debbano avere alcun beneficio. Qualsiasi deputato, consigliere regionale, eurodeputato che si macchi di un reato non deve avere alcun beneficio. Per questo noi diciamo che anche chi ha patteggiato non deve avere alcun vitalizio né altro benefit da parte delle istituzioni. Noi proponiamo il divieto di cumulo di pensioni da politica, cioè una persona che ha fatto politica e magari è stato senatore, poi consigliere regionale, magari anche europarlamentare, oggi può prendere 3 pensioni da politica. Questo non può più essere possibile. Dobbiamo limitarlo, se non eliminarlo, e questo lo chiederemo tramite una proposta di legge statale che faremo a questo Consiglio regionale.